Tuo marito è con me, non ti preoccupare, lui ha il telefono scarico e non può chiamare. Faremo tardi, ma stai tranquilla. È quanto avrebbe detto Giovanni Riggio al telefono fra le ore 20 e le 21 di venerdì alla moglie di Giuseppe Matina, probabilmente dopo averlo ucciso. L'omicidio, secondo quanto riferito dal reo confesso ai poliziotti del commissariato Brancaccio dove si è costituito, sarebbe avvenuto alle 20:30 circa. I due si sarebbero incontrati prima al bar, sarebbe dovuto essere un appuntamento chiarificatore, invece si è trasformato nell'ennesima lite. I due soci in affari, forse non proprio limpidi ed oggetto di altre indagini, si sono spostati all'interno dell'officina di Contrada San Benedetto nella zona nord di Agrigento. Pare che i toni si siano infiammati tra insulti ai familiari e minacce, poi il delitto. Giuseppe Matina, meccanico, 39 anni, detto Dario, era originario di Favara ma viveva al villaggio Mosè. Era sposato, nel suo passato un precedente per furto e ricettazione. Giovanni Riggio, originario di Palermo ma residente a Favara e da poco diventato padre, ha una compagna. Adesso la Polizia di Stato, con il coordinamento del sostituto procuratore Matteo Delpini, ha iniziato ad incrociare le dichiarazioni del reo confesso e le testimonianze già acquisite, la moglie della vittima e i tabulati telefonici. Nel magazzino di Contrada San Benedetto, laddove è stato trovato all'alba di sabato il cadavere di Matina, doveva nascere una rivendita di auto usate con un'officina. All'interno del magazzino anonimo, visto che non c'era neanche un'insegna, sono stati trovati 3 furgoni e una dozzina di vetture, tutte in regola. Riggio a quanto pare collaborava con Matina nel controllo meccanico degli automezzi. Era il palermitano che esaminava i motori e diceva a Matina in che condizioni era la vettura, se conveniva acquistarla e se era possibile rivenderla. Il fatto che il cadavere sia stato trovato con le gambe legate da nastro adesivo sembra avere per gli investigatori ed inquirenti un unico possibile significato. Probabilmente Riggio avrebbe voluto spostare la salma ed avrebbe tentato di trascinarlo più indietro nel magazzino, nascondendolo dietro un pilastro ed alcune autovetture. Inoltre Giovanni Riggio si sarebbe recato nella sua casa di Favara dove si sarebbe lavato e dove avrebbe cambiato gli abiti sporchi di sangue. Poi si è diretto a Palermo dove è andato in casa dei parenti. Alle 4 circa, secondo quanto è stato ricostruito dalla questura di Palermo, si è presentato al commissariato Brancaccio portando con sé all'interno del furgone i vestiti macchiati di sangue ed il coltello da cucina usato per colpire ripetutamente all'addome Giuseppe Matina con oltre 20 coltellate. Mi doveva dei soldi ed ero andato a chiederglieli, ha detto Riggio negli uffici della squadra mobile di Palermo davanti al magistrato. Me li ha rifiutati e ha insultato mia moglie, così non ci ho visto più e l'ho colpito con un coltello che ho trovato in officina. E questa è la versione dell'omicida reo confesso. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in un momento di rabbia e nel racconto al magistrato parla di colluttazione, ma non avrebbe segni di ferite o aggressioni. Oggi dovrebbe tenersi l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari di Palermo, poi gli incartamenti che compongono il fascicolo palermitano verranno trasmessi alla procura di Agrigento. Nelle prossime ore intanto il sostituto procuratore Matteo Delpini, titolare nella città dei templi del fascicolo d'inchiesta, potrebbe dare l'incarico ad un medico legale per effettuare l'autopsia sulla salma di Giuseppe Matina. Sempre oggi è verosimile che vengano ascoltati altri familiari e amici di Giuseppe Matina. Già sabato è stata sentita infatti la moglie.